Difendi, tripla, attacca, manda a segno quella palla, fischio d'inizio, comincia il programma, penalty play, ok, la curva salta, ole ole, accendi quella TV, ole ole, presenta Tortorici, ole ole, commenta il doppio incontro, ole ole, canale 78. Se cerchi il meglio del calcio dilettantistico, ci Tortorici allo schermo, il canale è giusto bro. Manda a segno quella palla e fai gol. Qui niente fuffa, si commenta il vero sport. Rivedi le partite coi protagonisti, l'allenatore, il calciatore, i giornalisti, i punti di vista, i risultati e le classifiche. Qua si fa calcio, non si pettinano bambole. Difendi, tripla, attacca, manda a segno quella palla, fischio d'inizio, comincia il programma, penalty play, ok, la curva salta, ole ole, accendi quella TV, ole ole, presenta Tortorici, ole ole, commenta il doppio incontro, ole ole, canale 78. Lo sport, il calcio e non solo. Tutto questo è Penalty Play. Gli approfondimenti sportivi, le notizie, gli ospiti, le interviste dal mondo dell'attualità, la cultura e lo spettacolo. Penalty Play, curato da Ettore Tortorici. Buon pomeriggio telespettatori di Gold 78 e telespettatori soprattutto di Penalty, che ritorna ad inizio settimana con una nuova serie di puntate. Ci vediamo noi tutti i pomeriggi a partire dalle 14:30 sino alle 15:30 per i vari approfondimenti, giorno per giorno in maniera diversa. Oggi parliamo degli approfondimenti legati al mondo del calcio dilettantistico, dalla Serie D sino alla prima categoria, e io per l'occasione, quando parlo di prima categoria, ho gli elementi giusti per trascorrere la puntata di oggi. Vado subito a presentare il presidente, anzi per essere più esatti, perché ci tiene a sottolinearlo, il patron di quella che potrebbe quasi sicuramente diventare l'ACI Catena, attualmente il patron dell'ACI San Filippo. Salve Gaetano Giannetto. Buonasera. No, perché mi confondo un po' tra patron e presidente, però è giusto chiamarti patron. Sì, patron, perché magari il presidente è un'altra persona, certo, che ci aiutiamo, diciamo, a vicenda. Tra l'altro, però, dimmi. Perdone, ti volevo correggere una cosa, adesso siamo a Cicatena definitivamente. Ma io ti ho invitato per questo, perché a distanza di 10 giorni mi è sembrato giusto a questo punto parlare con chiarezza, perché ci sono state le voci, adesso quindi già mi comunichi materialmente che è sicuro che sarete a Cicatena. Sì, perché lunedì scorso praticamente ci siamo incontrati con i tifosi che hanno appunto il marchio, e abbiamo firmato praticamente assieme appunto al presidente. Tra l'altro a Cicatena 1973, quindi una matricola abbastanza anziana. Sì, anziana, se si può dire così. Parliamo di prima categoria oggi all'interno della nostra trasmissione, anche se insomma avremo modo di spaziare in altri campionati, anche con la presenza di un altro dirigente che ha vinto un campionato, no? In prima categoria con il San Leone. Ritrovo con piacere Sergio Anfuso. Ben trovato Sergio. Grazie mille per l'invito, è sempre un onore venire qui da te. Allora, diciamolo pure Sergio, ma quanti campionati hai vinto negli ultimi anni? Non lo so. Dire, sei un dirigente vincente. Grazie. No, vabbè, a me più che altro piace l'organizzazione, cercare di lavorare in un certo modo, e quando c'è un'organizzazione che va avanti e un contesto che comunque alla fine mi segue, certo, alla fine è sempre bello riuscire a trovare l'opportunità. Tra l'altro sei sceso di categoria, sì, insomma, sì, tra sì, l'eccellenza e la Serie D e l'interregionale ti sei messo in gioco con una realtà nuova catanese di prima categoria. Assolutamente sì, è stata una scelta più che altro familiare, perché quest'anno a novembre sono diventato per la terza volta papà, e quindi ahimè, per cercare anche di venire una cosa vicina, sì, quindi ho fatto questa scelta di scendere di categoria, anche se le categorie comunque, se scendi non devi neanche mai disprezzarlo, comunque essere troppo, cioè alla fine se tu lavori in un certo modo, lavori in modo corretto, che sia terza categoria, che sia Serie A. Basta guardare la San Filippo quest'anno, no, patron? Cioè, sì, avete lavorato con delle idee ben precise, avete vinto poi alla fine un playoff, una finale, quindi non si ci arriva per caso a giocarsi una finale playoff. Assolutamente. No, dici perfettamente bene, perché quando c'è organizzazione, come diceva anche il collega, se possiamo dire così,
quando hai programmazione e veramente tutti fanno praticamente remano alla stessa maniera, per forza di cose devi arrivare al porto in maniera corretta. È vero, è vero, è vero. Diamo subito la schermata dei contatti per comunicare con noi di Penalty Play, un numero WhatsApp 328 5358 101 e come al solito un indirizzo email per inviare le vostre missive, format tvpenaltyplay@tiscali.it. Allora, dobbiamo iniziare, ahimè, da una brutta notizia, nel senso buono della parola, però insomma ci sono cose più drammatiche nella vita sportiva. Purtroppo di una sconfitta, quella del Troina in quel di Reggio Calabria. È stata una partita che alla fine si è conclusa ai calci di rigore, che sono stati sfavorevoli alla squadra di Pagana, un 5-3 che è pesantissimo, perché abbiamo anche avuto modo di sentire le dichiarazioni di Beppe Pagana al termine dell'incontro in sala stampa. Era indiavolato per un gol anche tra l'altro annullato. Abbiamo già le immagini, è una partita che si presentava sicuramente di cartello, perché sia la Vibonese che il Troina erano squadre accreditate. Diciamo pure che la Vibonese sino all'ultimo avrebbe dovuto partecipare al campionato di Lega Pro quest'anno, invece poi dopo alla fine è andato a giocarsi il campionato di Serie D. Questa è l'azione un po' che ci ha sorpreso, l'azione del gol annullato del Troina. Eravamo già nel secondo tempo supplementare, questa rete avrebbe dato la possibilità alla squadra di raggiungere giustamente la Lega Pro, ciò non è avvenuto. Poi la lotteria dei rigori è stata favorevole alla squadra calabrese. Allora, sempre con queste immagini di sottofondo, parliamo subito con Giannetto. Vedersi sfuggire una promozione anche ai calci di rigore è chiaramente una cosa che ferisce, ci vuole del tempo per metabolizzarla. Ma fa rabbia, mi metto nei panni della dirigenza tutta, dell'allenatore. Sinceramente, vedersi annullare un gol del genere mi sa un po' di... Si parla di fuorigioco, però insomma... Ma da quello che si vede, sinceramente, i gol sono 2, non 1. È vero. Sinceramente. Avranno cambiato il regolamento. Infatti Pagana era molto amareggiato. Parlava giustamente quasi di una partita già segnata dalle alte sfere e quindi insomma poi giocarsela e perderla in questa maniera è sicuramente mi permetto di dire semplicemente una cosa, nulla toglie, non me ne vogliono i tifosi e i dirigenti della Vibonese, però secondo me il Troina non ha perso. Cioè il Troina ieri ha stravinto perché ha dimostrato di giocare alla pari, se non in modo superiore, a una squadra che non c'entra nulla con la Serie D, sì, che solo per un errore o comunque per un discorso di ritardi e quant'altro non ha disputato la Serie C. Sono arrivati a pari punti. Non dimentichiamo che comunque alla fine ha fatto al Troina un solo errore nei calci di rigore. Quindi per un solo errore il Troina oggi non è in Serie C. Quindi io non sento, non è corretto parlare di sconfitta del Troina. Secondo me il Troina ha tutte le carte a regola, sia come dirigenza, sia come staff tecnico, sia come giocatori, premesso che partiamo dal presupposto che il Troina doveva fare un altro tipo di campionato. Si è trovata in corsa. Beh, è arrivata ad avere quasi 10 punti di vantaggio. Quindi qualcosa mi fa pensare che non è tutto frutto degli 11 in campo, perché se tu dietro, tornando al discorso fatto poc'anzi, non hai un'organizzazione di un certo tipo, non arrivi da nessuna parte. Non arrivi a quel punto. Parliamo di una squadra che purtroppo è in un contesto, purtroppo per fortuna dipende da quale punto di vista, dove comunque la presenza dei tifosi è molto limitata rispetto alla Vibonese. Certo, perché è chiaro che un centro come Vibo Valencia, capoluogo di provincia, rispetto ad una piccola provincia come Troina, dove a Enna non si gustava il calcio a certi livelli da tanto tempo, chiaramente il rapporto è totalmente diverso. E da lì mi trova d'accordo Beppe Pagana quando dice forse qualcuno aveva già deciso l'esito di questa partita. Questa voce chiaramente arriva sempre con più insistenza anche a distanza perché è palese, obiettivamente non puoi... Continuiamo a vedere intanto la lotteria dei calci di rigore dalla regia, grazie, perché lì ci rendiamo conto che veramente ogni palla che si mette sul dischetto Patron è pesante, diventa pesantissima, perché hai la tensione, la responsabilità, perché vai lì sul dischetto, sei a 11 metri,
sai quanto può pesare un gol in quel momento e quindi anche dal punto di vista mentale c'è un dispendio di energie non di poco conto. Ma secondo me, come la vedo io, dopo aver subito l'annullamento del gol diventa Certo. ancora più pesante il Chiaro, pallone. chiaro, Perché chiaro, tu chiaro. capisci che è un'ingiustizia praticamente quella che ti hanno fatto e vai sul pallone praticamente con una mentalità un atteggiamento attimino, diverso. sì, che rispetto a quelli invece vanno più carichi. Chiaro, E chiaro. quello è il discorso. Già partiamo, vedi, poi si vanno ad avvalorare Questo è ancora il di più. secondo rigore del Troina, quindi stanno 2-2 in questo momento. Dimmi. Si vanno ad avvalorare ancora di più le tesi di Peppe Pagana, perché se è vero come è vero che il campo deve essere un neutro Sì. e in ballottaggio c'era Messina e Reggio Calabria, per quale motivo è stato scelto Reggio Calabria quando è Beh, guarda, a livello di chilometri più vicino a Vibo rispetto se tu vai metti Messina, sei abbastanza equo come distanze. Ci sono voci che dicono che il terreno di gioco Del San Filippo non è San buono? Filippo non era eccelso come questo di Reggio Calabria. Poi chiaramente possiamo pensare tutto, in Certo. questo momento siamo amareggiati e quindi pensiamo tutte le contrarietà che hanno accompagnato No, mi questo dispiace, percorso. sinceramente mi dispiace tanto perché ci credevo, perché poteva essere veramente Davide contro Golia. Perché ci speravo più che altro per i sacrifici che ha fatto la dirigenza del Troina. Secondo voi, con tutti questi sacrifici, prima sento Gaetano Giannetto, con tutti questi sacrifici, da dove deve ripartire a questo punto il Troina? Perché insomma ripartire è sempre molto difficile dopo un'amarezza del genere. Io in questo non vorrei essere mai nei panni del presidente, del mister stesso, dei ragazzi che dopo un'annata del genere praticamente si sentono depredati di una cosa sacrosanta. Ripartire da quello che hanno fatto di buono quest'anno, che è tutto buono, sinceramente, perché se non avessero avuto una Vibonese davanti già si trovavano in Serie C con qualche giornata d'anticipo. Ripartire da lì, anche se non è facile, perché dopo una delusione del genere a volte viene voglia anche di abbandonare sinceramente. Proprio, è vero. Quello che gli posso dire nel mio piccolo, perché magari i campionati sono diversi, è di fare forza di quello che hanno fatto quest'anno e riprendere ancora con maggiore incisività per l'anno prossimo. Certo che Sergio, ripartire vuol dire anche un altro impegno economico non di poco conto. Tu la Serie D l'hai fatta a suo tempo anche con la Sampio, sai quanto dispendio economico c'è per un campionato da Io vertice. ti ringrazio, la Serie D purtroppo ancora non ho fatto. No, nel senso che dovevate andare in Serie D con l'eccellenza, hai ragione. No, diciamo che partiamo dal presupposto che ancora non devono ripartire ma devono continuare, perché ancora ci sono i playoff. Certo. È vero che i playoff Giocheranno non ti danno... contro l'Igea Virtus. Esatto, non è vero che con i playoff non ti danno la matematica promozione in Serie C, però se tanto mi dà tanto, se una società ha speso tanti soldini ed è organizzata bene, pronta per fare il salto di qualità, di categoria, secondo me vincendo i playoff possono tranquillamente fare la domanda di pescaggio col grandissimo punto interrogativo. Certo. Però ripartire sicuramente, come dice il padrone, sicuramente ripartire da quello di buono che è stato fatto quest'anno. Questo è il calcio di rigore sbagliato dal Troina, stiamo in questo momento 4-3 per la Vibonese, calcio di rigore. Già il fatto che l'arbitro l'abbia fermato, gli abbia detto di sistemare il pallone, scatta nel giocatore la mancata uno concentrazione. stato di tensione altissimo, e se devo essere sincero, quando ho visto in diretta live questo, ho detto questo è un rigore che sbaglia, proprio perché è arrivato totalmente fuori di testa il giocatore. Sì, sì. Certo, non stiamo parlando di una finale di Champions League o di un campionato del mondo, però è anche vero che è tutto rapportato al dilettantismo puro. È bello il gesto che hanno fatto i propri compagni di squadra, che sono andati subito a rincuorarlo, a dimostrazione di un gruppo che effettivamente lo stesso Pagana è riuscito ad amalgamare, perché i risultati ottenuti non si ottengono soltanto allenandoli, ma cercando di far capire che il gruppo diventa gruppo se è unito, e credo che sotto questo punto di vista Beppe ci sia riuscito. Questo a questo punto diventa il rigore decisivo della Vibonese, tra l'altro seguita da oltre 800 spettatori, 800 chiaramente sono un numero interessante, forte, mentre il Troina si è limitato all'incirca tra i 200 e i 300 spettatori. È tutto rapportato, giusto Giannetto? È tutto rapportato. Chiaramente
L'amarezza continua, sicuramente. è tanta. Onore indubbiamente alla Vibonese, perché anche la Certo, ci Vibonese, mancherebbe. la qualità della Vibonese era di enorme spessore. Vittoria che comunque poi è diventata anche la vittoria di una città, perché a Vibo hanno seguito con tanta trepidazione, presidente tra l'altro catanese, Caffo, e ci fa capire questo, ma come mai ci sono imprenditori catanesi, seppur ormai trasferiti all'estero da tanto tempo, che vanno ad investire fuori dalla propria regione. Là potremmo fare Là potremmo aprire chilometri una di puntata discorsi. solo per questo. Comunque, dobbiamo dare adito comunque alle polemiche, perché è giusto, però è anche vero che dobbiamo dare merito ad una Vibonese che ha comunque vinto questo campionato. Bene, mettiamo da parte tutto questo. Prima di parlare di un altro grande momento di gioia che ha accompagnato una squadra palermitana, l'Albatros Fair Play, che ha vinto il campionato di prima categoria ed andrà a disputare il campionato di promozione, facciamo vedere la clip del San Leone, così poi ci racconti anche tu come è andata per te la stagione. Guardiamo la clip del San Leone e tra poco ci collegheremo con il presidente dell'Albatros Fair Play. Life is fun when you don't mind. Nobody knows you're lying down. Go ahead, don't waste your time. We're all so fake, we're all alone. Wow, 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 wow! We don't wanna know. Stand up now, 'cause no one's around you. No, we don't really wanna know. Stand up now, 'cause no one is around you. I'm a clone of the real me. Nobody knows if you're okay. Even if you're one of us, you're a zombie among the crowd. Wow, 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 wow! We don't wanna know. Stand up now, 'cause no one is around you. No, we don't really wanna know. Stand up now, 'cause no one is around you. We don't wanna know. Stand up now, 'cause no one is around you. No, we don't really wanna know. Stand up now, 'cause no one is around you. Complimenti dunque alla San Leone che raggiunge per la prima volta nella sua storia calcistica il tanto sospirato campionato di promozione. Che stagione è stata per te, Sergio? È stata una stagione difficile, ma difficile perché grazie a Dio abbiamo avuto anche una componente di sfortuna che non auguro neanche a peggior nemico, perché potrei fare una carrellata pronti via. Peppe Condorelli, che comunque non lo conosciamo da oggi, prende l'epatite e quindi sta fuori dalla preparazione. Si inizia il campionato, Piero Ruggeri contro una partita si rompe la spalla. Un altro Che giocatore, stagione! Marco Litteri, si gira il ginocchio e sta via 2 mesi. Orazio Tirri, operato 3 volte ai calcoli, e potrei continuare. Andiamo a Nicosia e rimaniamo a piedi col pullman. Quindi una stagione molto, sfortunata. molto travagliata, con tutta una serie che ancora purtroppo ancora continua, perché purtroppo ancora non è finita la stagione, complicata.
avvincente. Tra ma l'altro in un girone complicata. dove c'era questo Ciclope Bronte che indubbiamente ha fatto una grande Assolutamente, stagione. assolutamente, anche se onore al merito al Bronte, ha avuto la fortuna, ma poi i campionati si vincono anche con una componente di fortuna, di iniziare in 13, finire in 13, faccio Sì. per una battuta ovviamente, Sì, cioè, credo che Hanno avuto pochi la infortuni durante la componente stagione. infortunio a Importante. Bronte è stata molto, molto irrisoria. Ma voi comunque è come se l'aveste vinto il campionato, Noi perché sì, arrivando sì. secondi con una quantità di numeri Sì, abbiamo pazzeschi lasciato, se non ricordo male, o 17 o 16 punti di distacco alla terza. e quindi Però, ripeto, noi tra l'altro la partita, lo scontro diretto col Bronte, venivamo da un trittico di partite, perché il Bronte non ha fatto la Coppa, noi sì. Abbiamo fatto un trittico di partite che era il San Pietro Cladenza, dove comunque ha fatto una grandissima partita in casa da noi perché doveva salvarsi. Il mercoledì Cara di Mineo Coppa, che perdiamo 2-1, noi col pareggio passavamo, perdiamo 2-1 al 94esimo con un rimpallo su punizione all'attaccante del Cara di Mineo. Il sabato si gioca a Bronte, quindi è con- stata una settimana che ha unito alla tutti. fine ci sta, il Bronte ha strameritato di vincere il campionato, perché se arrivi primo a 61 punti ci sarà un motivo. Se poi hai due attaccanti là davanti che sono delle persone che veramente riescono a fare gol anche col sedere, a quel punto è onore al merito Certo, al Bronte. certo, Noi certo. siamo stati bravi perché non ci siamo fatti, non siamo sconcentrati, siamo rimasti, anche quando abbiamo perso il secondo posto siamo rimasti sempre lì in corsa, e grazie a Dio siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo che, tra l'altro, dopodiché non parlo più, la cosa che mi preme prevalentemente evidenziare, la società quando mi chiamò a me l'anno scorso mi chiese due obiettivi: Quali? vincere il campionato e ripianare l'immagine purtroppo sbagliata che c'era nel contesto a San Leone. Quartiere a rischio, Quartiere a sappiamo. rischio, il campionato l'anno precedente fatto un pochino così. Beh, Oggi credo che gli ci obiettivi siano vantiamo- stati raggiunti. Assolutamente sì, perché siamo arrivati secondi a livello regionale in Coppa Disciplina, E quindi, quindi- evidentemente qualcosa di buono è stato fatto, anche perché la prima è stata una squadra che comunque si è salvata, non aveva ambizione di vincere. Diciamo che il tra campionato. poco allora ci dirai se rimani oppure continuerai con la San Leone, anche se insomma le voci di mercato già si susseguono e non ti vedono per niente con la San Leone la prossima stagione, ma di questo insomma poi più tardi ci darai qualche notizia. Vedremo. Anche perché se non sbaglio dovremmo avere in collegamento telefonico il presidente onorario dell'Albatros Fair Play. Pronto? Pronto? Buonasera, Giuseppe Lupo, presidente onorario dell'Albatros Fair Play, vincitore della Coppa Sicilia e soprattutto vincitore del proprio girone di prima categoria, una squadra, l'Albatros di Lercada Friddi, che ritorna finalmente dopo tanto tempo a giocarsi un campionato importante come quello di promozione. Presidente, ma a questo punto insomma l'appetito viene mangiando, due obiettivi raggiunti, il prossimo sarà un campionato che deve per forza vedervi in una posizione di rilevanza, o sbaglio? Ma speriamo, le premesse dico ci sono, come vede dico il mio ingresso proveniente da Fritti, da ex presidente del Fritti qua a Lercare, con un gruppo soprattutto di giocatori che ci ho portato, più anche un gruppo dirigenziale, diciamo questo mix tra Lercare e Fritti è funzionato bene, addirittura al primo anno avevamo prefissato l'obiettivo di arrivare fra i primi tre a disputare i playoff, ma addirittura siamo andati oltre vincendo il campionato e soprattutto vincendo la Coppa. Sono obiettivi che a Lercara la Coppa non avevano mai vinto, ma addirittura il campionato mancava da Certo. 25 anni. Certo, tra l'altro Veramente appunto l'entusiasmo. lei ha Sì. anticipato il discorso riguardante la sua esperienza a Prizzi, dove appunto vincendo il campionato anche lì ha riportato il calcio in promozione, poi insomma tutto si è rotto perché probabilmente insomma non l'ha aiutato nessuno e quindi è costretto ad Negli andare anni, via. purtroppo, sì, negli anni purtroppo il numero dirigenziale diciamo, è andato scemando. Io presi a Lorenzi dalla seconda categoria, lo compussi dopo una vita aversi raggiunto giocato in promozione per ben 2 volte, però poi il numero dirigenziale è andato scemando. L'anno scorso ero praticamente in essere rimasto da solo io, un'altra persona, 2 persone soltanto di quella dirigenza assolutamente non hanno come fare. Certo, Non posso, dico, un Albatros sicuro. di grande qualità. Qual è stata la cosa più importante in questa stagione nel gruppo dei ragazzi che componevano la rosa dell'Albatros? Qual è stato il plus Ma- che ha permesso questi successi? Sicuramente è stato il mix che si è creato
se i ragazzi diciamo locali di Brizzi e Lercara questa fusione e soprattutto i ragazzi palermitani presi da fuori che erano tutti provenienti dal Brizzi, che si sono subito integrati nello spogliatoio creando un gruppo fortissimo. Giustamente la dirigenza dell'Ercara con ambizioni alte ha assaporato questo corso diciamo che è palpabile della vittoria e ha dato il suo input a questi successi che poi sono venuti, penso meritatamente. Certo, Presidente, ma a questo punto com'è la vostra situazione dal punto di vista di strutture? Il campo in che condizioni è? Perché insomma andare a disputare anche un campionato di promozione vuol dire avere anche poi alla fine i mezzi per poter lavorare e magari chissà ottenere dei risultati. Com'è la vostra struttura all'Ercada? No, la struttura si presta bene perché tanti anni fa, come lei sa, 25 anni fa, il Lercara addirittura giocò pure degli anni in eccellenza, promozione, perciò la struttura è idonea, il fondocampo vorremmo una leggera sistemata, ma soprattutto cerchiamo che il comune come nostro diciamo, diventi il nostro sponsor principale, in quanto purtroppo ad oggi noi non percepiamo neanche un euro di contributo da parte dell'amministrazione comunale. Come lei sa, anche il minimo dico sarebbe ben gradito per andare avanti, perché Certo. sopportare tutte queste spese economiche da parte dei dirigenti diventa insopportabile. Quanta festa avete fatto dopo questa bella vittoria anche in Coppa, Presidente? Ieri sera fino a tarda serata l'Ercara era obiettivamente un paese in festa, ma In dopo la festa. tanta strada che abbiamo fatto per arrivare a Mister Bianco, il ritorno è stato molto molto gioioso. Bene, noi siamo contenti, speriamo di rivederla e risentirla presto anche all'interno di Penalty, oltre che di Penalty Play. Un abbraccio forte a tutti i tifosi che vi hanno seguito e che credo che a questo punto vogliono anche un po' sognare in prospettiva per la prossima stagione. Speriamo, vediamo quello che il futuro ci riserva. Hai posto nell'atto del tempo. Benissimo. Va bene. Va bene, grazie Presidente, grazie. Grazie a lei, grazie. Giuseppe Lupo, Presidente onorario dell'Albatros Fair Play, tanto fair play in questo calcio dilettantistico che insomma non c'è tanto. Diciamo Sergio, che poi sento anche Giannetto. rispetto a qualche anno fa, obiettivamente le cose stanno cambiando. Eh. Ho notato che magari leggendo i referti ogni settimana ci sono delle meno squalifiche. Diciamo che non ci sono state aggressioni agli arbitri, Esatto, già e questa questa è è un una primo cosa positiva. passo rispetto a quei numeri che insomma fino a un paio di anni fa accompagnavano Non i ho visto campionati. Daspo quest'anno, No, che era infatti. stranamente, e ho visto qualche squalifica di 8 giornate piuttosto che, però tutto sommato diciamo che rispetto a come eravamo abituati male, stiamo migliorando nel È vero, contesto. che ne pensi Gaetano? Ma io penso che già il discorso praticamente del DASPO, queste sono cose che nel nostro settore Non devono dovrebbero essere- neanche esistere, neanche eppure esistere. c'erano. Poi che ci sta magari la giornata di squalifica perché magari il dirigente un po' si infervora negli episodi concitati della partita, a me mi è capitato. Diciamo che le concediamo, a me- però tutto entro certi limiti. sì, a me è capitato, sono stato allontanato nella partita di playoff, ma finisce lì, Ah, beh, punto. chiaro, È chiaro, normale, chiaro, è normale, mi danno un giorno di squalifica È perché finita è lì normale. perché avete vinto? No, ma Sto sarebbe finita lì alla stessa maniera. Sto scherzando, Io lo ti- so, ti conosco dico le solo tue che- caratteristiche. Ti dico solo che noi praticamente come società ci è dispiaciuto, sono venuti praticamente 300 persone per benissimo, sì, è vero, per benissimo, sono rimasti fuori. persone veramente che devo dire di una veramente che dire persone di un certo livello è poco, di Valdinisi, persone con famiglie, bambine, mi è Che dispiaciuto. volevano gustarsi lo Mi è spettacolo. dispiaciuto come società, glielo dico a loro praticamente, come gliel'avevo detto già venerdì, di non farli venire, che purtroppo il campo aveva una capienza di 150 persone, mi è dispiaciuto tantissimo lasciarle fuori e non poter far assistere praticamente a una festa, perché sarebbe stata una festa per noi. Anche per loro, anche per Questo, loro. e certo. devo dire praticamente noi, il nostro praticamente far crescere la società da un paio d'anni a questa parte, insieme al direttore, a tutto lo staff dirigenziale, è quello di fare praticamente sport a livello praticamente sia dai ragazzini come una Giusto, squadra praticamente giusto. per divertirsi e per insegnare. D'altra parte i Non- dilettanti sono anche questo. Cioè, Non voglio dire. per rompere o per dare in giro e dire quella squadra è questo, quella persona sono Bene, queste. sono contento. Voglio ritornare a parlare dell'Albatros anche perché per loro c'è una bella piccola clip di festeggiamenti dopo la giusta e meritata vittoria in Coppa.
La quinta edizione dei Penalty Awards che si svolgeranno a San Gregorio di Catania presso l'Auditorium Carlo Alberto Dalla Chiesa, giorno 1 giugno a partire dalle ore 18, ingresso gratuito, ci sarà la possibilità chiaramente di vedere questo grande evento che sarà trasmesso tra l'altro da Gold 78 domenica 10 giugno a partire dalle ore 19 con la replica anche di lunedì 11 giugno alle 23:30, un evento dove verranno premiati i migliori atleti, i migliori giocatori e i migliori dirigenti per quanto riguarda i campionati dilettantistici, in modo particolare miglior portiere, miglior difensore, centrocampista, attaccante, allenatore e dirigente del campionato di promozione e di eccellenza e poi anche miglior allenatore, miglior dirigente, miglior giocatore per il campionato di prima categoria. 7 gironi, pertanto la prima categoria ha riversato tantissimi nominativi. Vi presenteremo le nomination giorno 27 all'interno di Penalty alle ore 19. Allora, Gaetano Giannetto, parliamo di un progetto, quello di ACI Catena, che è diventato ormai realtà ufficiale. Noi vi abbiamo accompagnato, noi di Penalty, da ACI San Filippo ad una probabilità. Adesso io ti ho voluto di nuovo qui a Penalty Play perché così ci confermi il passaggio avvenuto, la matricola diventa a tutti gli effetti ACI Catena 1973. Sì, è nato questo connubio, appunto, come dicevo poco fa, lunedì scorso praticamente assieme ai tifosi abbiamo scritto questo contratto, abbiamo firmato questo contratto dove diciamo, ci impegniamo a portare alto il nome di ACI Catena Sportiva per quello che possiamo fare. Stiamo organizzando una società per come è giusto che sia, dai primi calci fino alla prima squadra. Bene. Ogni squadra avrà il suo responsabile, dal mister praticamente al direttore sportivo che coordina praticamente tutto il settore giovanile, in più ci sarà il direttore sportivo della prima squadra. Confermato? Stiamo cercando, sicuramente confermatissimo, perché Gabriele Orofino ha fatto in 2 anni che ci conosciamo un lavoro veramente, devo dire, eccelso praticamente. Poi per quanto mi riguarda... Ha legato bene tutti i punti. Sì, di per questa quanto mi storia, riguarda, come dicevo l'altra volta, la mia grande disponibilità è anche, come si dice, è libero di agire. Perciò una volta che c'è questo connubio tra società e direttore, si riesce ad arrivare veramente... Hai sentito cosa ha detto? Che Sergio? belle parole. Cioè, un Non presidente... sono solo belle parole, è solo verità. infatti, dico un verità. presidente che dice do carta bianca al mio direttore perché lui sa quello che deve fare, perché io gli ho detto quello che doveva C'è fare. da fare una premessa però, Eh. lui dà carta bianca al direttore perché il direttore se lo merita. Beh, Senza sicuramente dubbio, certo, senza ha conquistato dubbio. questa fiducia Senza sul campo. dubbio. Perché Chiaro, se il direttore non dimostrava la sua capacità Chiaro, di gestire chiaro. e la sua capacità di Beh, organizzare, avrebbe anche cambiato, avrebbe avuto Sicuramente, anche la assolutamente. possibilità di farlo. non siamo praticamente sposati, no? Assolutamente. Se fossimo stati sposati già la cosa era un po' un problema, no? Bisognava fare tutte le Tutta pratiche. pratica, un po'. Esatto. Invece così noi praticamente abbiamo un matrimonio, come si suol dire, fittizio, Bene, praticamente, bene. no? Perché Diciamo ci che troviamo vi siete bene, ci troviamo confermati bene. anche per la prossima stagione, il grande amore. Confermatissimo, stiamo organizzando. L'unica cosa praticamente che a breve devo andare a vedere praticamente assieme a qualche consigliere è il discorso campo. Lì È un apriamo discorso campo, no, e un grande purtroppo problema. il nostro praticamente grossissimo problema praticamente attuale è proprio quello, perché l'anno prossimo io come società non mi posso prendere la responsabilità di avere dei derby con Perché in Sant'Antonio, perché in promozione arriverà a pubblico. Sant'Antonio, a Trecastagni, Via Grande, ci saranno dei paesi limitrofi che hanno anche loro Il loro seguito, il loro certo. buon seguito, e automaticamente non mi posso permettere di mettere praticamente tifosi nostri con loro praticamente assiepati assieme. Ma non è per qualche, non succederà niente. Sì, però però- noi come responsabilità sinceramente non Anche ce la perché prendiamo. il campo di ACI Catena, storico campo dell'ACI Catena, il catino di ACI Catena, come si suol dire, è un po' diventato stretto per una realtà importante come ACI Catena e come quello che vuole diventare adesso ACI Però Catena. dicono che i tifosi praticamente la cosa principale che ci hanno detto è noi vogliamo giocare sempre praticamente al Nino Bottino di ACI Catena, perché per loro è la storia. Però è anche vero che bisogna adeguarlo. Diciamo, il comune si deve mettere praticamente, deve capire che lo deve un attimino praticamente adeguare. Adeguare significa praticamente sistemare una tribuna che è inagibile, Certo. sistemare l'illuminazione che la sera praticamente non ci si può allenare, se No, no... sia dal buio, diciamolo pure. Sì, l'abbiamo sistemato di tasca nostra praticamente i lampioni,
mettere praticamente, appunto, fare dei servizi igienici, cioè creare una situazione, perché noi stiamo lavorando praticamente per il comune di Cicatena, paradossalmente noi E non siete proprietari e neanche ce l'avete in gestione. noi il campo. società stiamo lavorando praticamente per il comune Cicatena, diciamo nel gergo della parola, il comune deve lavorare per la squadra Cicatena. tra Diciamo virgolette. reciprocamente dovrete trovare una soluzione. Però è anche vero, Sergio, che quando parliamo di strutture anche voi con la San Leone avete un po' sofferto, perché sì, giocavate a Zia Lisa, vi ricordo, di Catania, se non sbaglio. Sì, assolutamente sì. Però noi- poi durante la settimana dove vi allenavate? Sempre Zia Lisa, però tu consideri che io mancavo da Catania da diversi anni, perché grazie a Dio sono sempre stato in qualche paese, però praticamente la Zia Lisa è in condizioni pietose, perché parte bene a settembre-ottobre, però poi quando cominciano le prime piogge è si allenava in condizioni pietose, poi giocare in condizioni pietose perché lì basta che c'è un po' di pioggia, Sì, è un sì. campo assolutamente improponibile. È Tra vero. l'altro 1000 squadre, anche lì tra l'altro si allenava anche la squadra di rugby. Beh, Ti insomma, lascio chi più ne ha più ne metta, che confusione. Allora, vi vogliamo far vedere adesso la clip dell'Aci San Filippo, perché la vostra è stata una cavalcata che poi si è conclusa con questo spareggio col Valdinisi, sotto di un gol, poi avete pareggiato, è Però successa non poi volesse, la però- bolgia finale. È finita per come speravo, per come veramente, perché sono stato 2 giorni senza dormire, un giorno senza mangiare. Devo Ma dire, anche, non mi ha fatto ma anche male. dopo uno non riesce ancora a Sì, metabolizzarlo, ci vuole del tempo quella per sera quando sono venuto qua scaricare. praticamente ero stremato, Sì, però sì, dopo mi ricordo, un anno- sei arrivato proprio la stessa sera della Sì, finale. sì, però dopo un anno di sacrifici, con la voglia che uno ci mette, veramente era un sogno che Si dimentica tutto, era un sogno che volevo che si avverasse veramente. E ci siete riusciti con questa lunga cavalcata in un campionato impegnativo, vinto tra l'altro per quanto riguarda il loro girone dallo Sporting Taormina. Alla fine, dopo il pareggio 1-1 con il Valdinisi, l'Aci San Filippo, neo a Cicatena, disputerà la prossima stagione il campionato di promozione.
un anno vissuto con tanta voglia di arrivare praticamente in promozione, e finalmente il sogno si è avverato, con i sacrifici di tutta la società, con i sacrifici del mister, con i sacrifici del direttore sportivo, con i sacrifici di tutta la squadra in generale. Do un grazie a tutti i tifosi che ci hanno sostenuto e un grazie di cuore a tutta la mia famiglia, la famiglia Giannetto, che negli anni praticamente Un presidente! C'è solo un presidente! Per il futuro, come ha detto il Presidente, sicuramente diventeremo la Cicatena, quindi rappresenteremo il Paese, e questa è una cosa importante, soprattutto che dà stimoli per quanto mi riguarda, per la mia posizione, e soprattutto avere una tifoseria, avere un'importanza diversa, perché vuoi o non vuoi eravamo sempre i secondi in questo Paese, seppur siamo di Cicatena, la San Filippo è una frazione. E niente, speriamo di fare una salvezza tranquilla l'anno prossimo, di costruire, soprattutto di ampliare la società sotto il profilo dei ruoli, perché cerchiamo di lavorare in questo modo, dando il giusto ruolo a ognuno e quindi facendo bene come abbiamo dimostrato. Spero che l'anno prossimo sia soprattutto una continuazione di quello che abbiamo fatto quest'anno. Devo dire grazie a tutti e grazie allo sforzo di ognuno, fino all'ultimo secondo abbiamo messo del nostro e abbiamo creduto fino in fondo e ci siamo riusciti. Con sforzo, complimenti agli avversari, però grande merito a noi che dopo tanti sacrifici abbiamo ottenuto quello che volevamo. Sono troppo emozionato perché ho fatto gol, è un'emozione indescrivibile. La stagione, diciamo, che è iniziata per me non positivissima, perché ho avuto 4 giornate di squalifica dovuta all'anno scorso. Poi fortunatamente piano piano, grazie all'allenamento, grazie all'aiuto del mister, sono riuscito ad aiutare la squadra a raggiungere questo obiettivo. Ho raggiunto l'obiettivo sia personale che di squadra, perché ho migliorato il mio obiettivo dell'anno scorso, il mio rendimento dell'anno scorso, segnando 17 gol, e in più ho contribuito a portare la squadra in promozione, che credo sia la cosa più importante. Dico grazie alla società che mi ha dato questa opportunità, grazie ai miei compagni che mi hanno messo in condizione di poter segnare questi 17 gol, e niente, il lavoro del mister, del direttore, tutto l'ambiente comunque. Dico grazie ragazzi e pensiamo all'anno prossimo di poter fare praticamente, appunto, come vedete dalla maglia, l'unione con la Cicatena, che tanti tifosi ci hanno chiesto, e faremo sicuramente un campionato per quello che loro si aspettano. Grazie.
sono momenti un po' indimenticabili, Giannetto. Io credo che comunque più rivedrete queste immagini e più, insomma, in voi scatta la lacrimuccia. Sì, devo dire che io ogni volta che li rivedo ritorno bambino praticamente 2 volte. Prima perché praticamente ho gioito tantissimo praticamente quando al fischio finale, e poi perché veramente sono stato ripagato degli sforzi di un anno intero. Però attenzione, non pensiamo al passato, perché tutto questo è già passato, e guardiamo in prospettiva. Già stiamo lavorando per il futuro, appunto, come dicevo poco fa. Il Ci nostro ha svelato direttore... un po' di nomi da calciomercato, ma noi non lo No, possiamo no, dire. Sergio, mi raccomando, tabù. silenzio. Anche perché io non so niente, il direttore sportivo so tutto. Giusto, perciò stiamo già lavorando per l'anno prossimo, perché come abbiamo parlato con i tifosi cercheremo di allestire una squadra che sicuramente sarà ben competitiva, figurerà in promozione. Bene. Invece tu, Sergio, che farai? Rimarrai con la San Leone? Non Perché credo. le voci appunto dicono non di una rottura, ma No, diciamo rottura no, di assolutamente una no. voglia anche di cambiare. Rottura No, no, per perché dire, no? comunque alla fine si è sempre in buoni rapporti, si mantiene sempre il rapporto cordiale con tutti, ci mancherebbe. È ovvio che io ho manifestato la mia volontà di mettermi sul mercato, poi ovviamente so che Penalty porta fortuna. Ah quindi sì, chissà, questo è anche vero, sì, chissà, è vero. sicuramente l'ingaggio è prossimo, allora, guarda. Speriamo, perché speriamo. Tutti quando vengono a penalty o a penalty play, insomma, generalmente trovano sempre la possibilità di A me trovare... mi ha portato bene, perciò... a voi vi ha portato bene. Bene, ha portato bene anche al Santa Croce, che ha vinto la finale playoff contro il Terme Vigliatore. È stata una battaglia continua, una battaglia che poi alla fine, insomma, ha premiato la squadra di Lucenti, che ritorna dopo qualche anno, ben 8, nel campionato di eccellenza. Campionato molto più impegnativo, sicuramente quello che si prospetta, ma la società ha un chiaro obiettivo, quello di riuscire a creare una squadra ben amalgamata per stabilizzare la società, perché poi l'obiettivo deve essere principalmente questo, soprattutto il primo anno da neopromossa. Assolutamente. È chiaro che può capitare l'esploit, no? Però è anche vero che quando si cambia categoria, il primo anno, secondo me, deve essere quello della stabilizzazione. Sergio. Assolutamente sì, ma tra l'altro il Santa Croce devo fargli i complimenti perché ha fatto una progressiva crescita in termini anche di struttura societaria negli anni, perché poteva tranquillamente, come fanno tante altre società, bruciarsi la carta del pescaggio, invece no. ha continuato a fare il campionato di promozione fino a quando l'ha vinto sul campo. Mi dispiace tantissimo per il Mister Bianco, perché obiettivamente meritava la categoria. Mi auguro, perché loro hanno un'organizzazione, una struttura societaria molto seria, molto equilibrata, e poi uno staff tecnico di altissimo livello. Secondo me Alessandro Di Maria l'ha dimostrato avendo vinto campionati, coppe e quant'altro, quindi il suo carnet parla il suo curriculum parla abbastanza chiaro. Mi auguro che diciamo, da un lato mi auguro che loro facciano domande di ripescaggio, perché meritano l'eccellenza sicuramente. Hanno anche la struttura. Hanno anche la struttura, ma più che altro hanno l'organizzazione societaria, che non è indifferente. Non è indifferente. Mi auguro che loro si convincano e facciano prendano questa decisione, perché lo meritano veramente. Condivido appieno. Allora, guardiamoci la clip del Santa Croce, la clip numero 2 del Santa Croce, perché qualche settimana fa abbiamo visto a penalty il contesto della partita, dello spogliatoio, che rimane comunque sempre indelebile nei ricordi appunto di tutti gli atleti. Invece questa è la passerella in piazza, in un centro caratteristico del ragusano, che è appunto Santa Croce Camerina. Guardiamo la clip.
siamo tutti contenti, felici, vedi, la città è in festa, tutti, giovani, più anziani, donne, bambini, c'è una grande emozione per tutti. Adesso questo è un grande impegno per tutti, perché fare un campionato di eccellenza è anche costoso e impegnativo per tutti. Ognuno di noi farà la propria parte, la società civile, gli imprenditori, il comune, tutta la città si stringerà attorno a questa squadra per un grande campionato di eccellenza. Santa Croce merita una struttura d'eccellenza, già ce l'ha, ma speriamo ci possano essere le condizioni per migliorarla ulteriormente. Godiamoci, ripeto ancora, questi momenti, questi giorni di festa e all'eccellenza penseremo fra qualche settimana. Penso che sia un traguardo strameritato per tutto quello che si è visto durante la stagione e siamo qua a goderci questa festa che ci rende orgogliosi e felici di indossare questa maglia. Ancora complimenti dunque alla bella realtà, alla bella favola del Santa Croce che ritorna in eccellenza. Tra l'altro ci ritorna anche con un'altra squadra della provincia di Ragusa, il Marina di Ragusa, Sergio, Assolutamente che sì. insomma ha disputato un campionato pazzesco. A solo praticamente. Utro credo che abbia fatto un bel lavoro, ha portato la squadra in eccellenza, le voci dicono insomma di un possibile trasferimento a Vittoria, però insomma per adesso lasciamogli gustare a tutti gli abitanti di Marina il piacere di avere una squadra in eccellenza, anche se poi il mercato è già esploso, Diciamo che pure. obiettivamente il comprensorio di Vittoria è molto più, per una società che magari vuole fare bene, più appetibile Sì. per una squadra che, ripeto, vuole organizzarsi in un certo modo, vuole cercare di fare campionato di un certo tipo. Chiaro. Potrebbe essere una cosa assolutamente intelligente da fare. Certo. Bene, allora siamo ai saluti. Gaetano, abbiamo detto a Cicatena, non ci vogliamo ripetere più, siamo tutti contenti per la pace soprattutto del gruppo storico dei tifosi che riabbraccerà un campionato di promozione e probabilmente riabbraccerà un obiettivo societario ben chiaro. Il mercato, da quello che mi hai detto, è già esploso, avete già contattato qualcheduno. Sì, sta andando avanti. Sperate un incontro definitivo con l'amministrazione per sistemare il campo, che deve diventare, non dico un fiore all'occhiello perché la struttura è quella che è, però l'obiettivo di giocare eventualmente in quello che è il centro polivalente probabilmente può essere interessante, no? Quindi magari gestirlo. No, l'obiettivo della società è rimodernare praticamente il bottino. Perché i tifosi praticamente vogliono giocare là. Sì, perché loro, il loro cuore pulsante praticamente è il bottino, parliamo. Poi noi come società, se assieme al comune troviamo un accordo per poter gestire il polivalente e far sì praticamente che il polivalente diventi terreno di allenamento per noi, per il settore giovanile, perché giustamente noi paghiamo le strutture comunali. Già avere una struttura come il polivalente da poter gestire e sfruttare per tutti i ragazzi, per qualsiasi cosa che si vuole organizzare, è un introito sicuramente importante per, appunto, per la società. Bene, speriamo allora che questo
questo avvenga nel più breve tempo possibile, in modo che così la stessa società può già operare bene sia dal punto di vista dirigenziale che dal punto di vista tecnico. Invece a Sergio auguriamo buona estate, buon riposo, Grazie, ancora complimenti grazie. chiaramente per la stagione vinta con il Salleone e insomma aspettando qualche telefonata. Me lo auguro, me lo auguro. Noi Già, ce lo auguriamo pure. Qualche chiamata è arrivata, però giustamente ancora siamo nel pur Allora ti parlem. faccio io lo spot, un DS vincente non può rimanere fermo insomma la prossima stagione. Dico bene? Sono d'accordissimo. Insomma E i poi, risultati da quello che vedo è una persona abbastanza seria, È è preparata. competente, è competente. Fermo restando che competente. voglio essere anche corretto, quest'anno la mia figura è solo da direttore generale. Sì, 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 Quindi sì. io Vabbè, non però prendo mai i meriti che non sono diciamo miei. che Il anche direttore il sportivo. direttore generale è anche un po' il DS, no? Sì, Quello di che, fatto insomma, quest'anno riesce ho avuto a la sistemare- doppia figura, perché poi a un certo punto ha dovuto avere anche la doppia figura, però diciamo inizialmente sono partito come direttore direttore generale e poi alla fine giustamente la squadra ha vinto un campionato super meritato. Noi ci fermiamo qui, ritorneremo chiaramente domani pomeriggio a partire dalle 14:30, domani martedì insieme a Salvo Pappalardo parleremo dei campionati giovanili, si sono disputate le semifinali dei campionati regionali sia per quanto riguarda la categoria allievi che la categoria giovanissimi, ci sono delle novità pazzesche, risultati anche a sorpresa, chiaramente vi racconteremo domani tutto a partire dalle ore 14:30, ringrazio il coordinamento tecnico di Giuseppe Giuffrida, in regia come al solito Andrea Salerno e Roberto Di Marco, grazie a tutti, appuntamento a domani pomeriggio alle 14:30. La vita è un soffio, corre come il vento. C'è un campo verde ed io non so spiegarti come. Il tempo vola, si vince o si perde, ma tu fremi e vuoi giocare. Mi insegni che la vita la posso amare anch'io, è la mia partita e so per chi ti fare amore mio, vinci per me. Tu che sai come fare, corri per me. Tu che sai dove andare, sei il campione della vita. E se tutto è un campionato, con la strada in salita, non ci manca il fiato, perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Vinci per me, tu che sai come fare, perché vincere è la ragione per cui tu sei nato.